Tra le colline morbide e le piogge leggere dell'antica Britannia, nacque un bambino dalla fronte pensosa e dagli occhi colmi di silenzio. Lo chiamarono Winfried, amico della pace, ma nel suo petto, sin dai primi anni, ardeva un fuoco che non lasciava tregua. Mentre gli altri bambini rincorrevano pecore e sogni, lui si attardava ai piedi del vecchio maestro, tra le pieghe di un rotolo di pergamena o davanti all'altare della chiesetta di pietra, dove l'odore dell'incenso sembrava salire dritto al cielo. La sua famiglia era nobile, ma non superba. Avevano donato a Dio il meglio che possedevano, quel figlio dalla voce dolce e dalla mente acuta. Mandarono il piccolo Winfried a Exeter, poi a Nursling, dove i monaci lo accolsero nel loro silenzio ordinato. Tra le celle fredde e i lunghi salmi del mattino, il ragazzo crebbe come un albero dritto, nutrito da radici antiche e da un desiderio sempre più profondo di comprendere il mistero della parola. Parlava latino come se fosse nato a Roma. Scriveva trattati e omelie che incantavano i fratelli, eppure non si inorgogliva. Il sapere, diceva, non è che un ponte verso l'obbedienza. Fu ordinato sacerdote, ma il suo cuore non trovava riposo. Nei racconti degli anziani monaci si parlava di terre lontane, dove gli uomini adoravano alberi e pietre, e le anime camminavano nel buio senza pastore. Era la Frisia, la Germania, le vaste terre del nord. Winfried ascoltava quelle parole come si ascolta un richiamo, una voce che scende dalla notte per bussare all'anima. Sentì che era tempo di partire. Lasciò i manoscritti, i chiostri, le preghiere ordinate, per il vento ruvido delle selve e il rischio della conversione. Il primo viaggio fu duro. La Frisia lo respinse, fredda e ostile, e lui tornò a Nursling con le mani vuote ma il cuore acceso. Fu allora che il cielo si aprì. Da Roma arrivò una chiamata, quella che ogni missionario teme e spera. Papa Gregorio II voleva vederlo. Attraversò mari, colline, città. Si presentò al pontefice con l'umiltà di chi non ha nulla da offrire se non la propria vita. Il Papa lo ascoltò, vide in lui una luce che non tremava e gli diede un nuovo nome, Bonifacio. Tu sarai il buono che fa il bene, gli disse, e lo mandò verso il cuore oscuro dell'Europa, come una torcia nella notte. Con un sorriso timido e la croce in mano, Bonifacio ripartì. Non sapeva che il tempo lo avrebbe chiamato apostolo della Germania. Sapeva solo che ogni passo era già preghiera. Le terre germaniche erano una sinfonia di foreste e fiumi, ma il cuore degli uomini era ancora preda di dei che chiedevano sangue. Thor dominava i villaggi con il tuono e la paura. Nelle radure sacre, i sacerdoti pagani custodivano querce secolari come templi viventi, credendo che chiunque le avesse toccate sarebbe stato trafitto dal fulmine. Bonifacio, colui che veniva da Roma, non temeva il legno, ma l'ignoranza. E così, quando arrivò a Geismar, si trovò davanti al simbolo stesso della resistenza spirituale, una grande quercia consacrata a Thor. Gli abitanti, curiosi e inquieti, lo circondarono. Lui si inginocchiò a pregare, poi prese un'ascia, sollevò lo sguardo al cielo e colpì. Un colpo, poi un altro. Il vento taceva, gli uccelli smettevano di volare e la quercia sacra, senza tuoni né vendette divine, cadde con un tonfo sordo nella polvere. Un silenzio spaventato seguì quel gesto. Ma Bonifacio parlò e le sue parole, semplici, umili, vere, fecero più rumore di 1000 miracoli. La gente capì. Se Thor non era sceso, allora il Dio di Bonifacio era più forte. Quella notte centinaia furono battezzati. Era iniziata una nuova era. Non si fermò. Fondò diocesi, costruì chiese, piantò croci nelle piazze dove prima sorgevano idoli.
Ovunque passasse, lasciava dietro di sé comunità vive, non eserciti. Aveva con sé pochi compagni, qualche libro, molta fede. Dormiva spesso sotto le stelle, pregando che quelle stesse stelle illuminassero anche i cuori più duri. A Fulda fondò un monastero che divenne faro per tutta la Germania. I suoi discepoli lo chiamavano padre, ma lui si firmava sempre Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio. Non desiderava onori né potere, solo che il nome di Cristo fosse conosciuto fino alle ultime foreste. Roma lo ascoltava. Papa Gregorio III lo nominò arcivescovo missionario. Poteva consacrare vescovi, ordinare sacerdoti, ma lui restava pellegrino. La Chiesa, scriveva, non si costruisce solo con le pietre, ma con i cuori convertiti. Era già anziano quando, nel cuore, tornò a sentire il richiamo della Frisia. Lì dove era fallito voleva tornare, perché un seme, anche nel gelo, può fiorire se il cielo lo benedice. Aveva oltre 70 anni, ma camminava ancora come un giovane, con il bastone in mano e la parola nel cuore. Rifiutò una scorta armata. Chi vive per la croce non ha bisogno di spade. Si imbarcò per la Frisia con 52 compagni, giovani e ardenti, pronti a dare tutto. Sbarcarono ad Occum, tra le nebbie e le paludi, in un mondo ancora ostile e pagano. Celebrarono messe all'aperto, annunciarono il Vangelo tra le case di fango, abbracciarono le famiglie che li guardavano con sospetto e stupore. Ogni sera Bonifacio leggeva l'Evangeliario e la sua voce, pur tremante, sembrava venire da una sorgente profonda. Ma il buio, a volte, si annida dove meno lo aspetti. All'alba di un giorno che sembrava come gli altri, mentre il gruppo si preparava alla celebrazione, un gruppo di pagani armati di spade irruppe nel campo. Non cercavano il dialogo, ma il sangue. I giovani volevano reagire, ma Bonifacio li fermò. «Riponete le armi. La nostra forza non è nel ferro». Si inginocchiò, sollevò l'Evangeliario come scudo. Il primo colpo squarciò le pagine, poi calò anche la spada. Uno dopo l'altro caddero i 52, come spighe sotto la falce. Ma non vi fu paura nei loro occhi, solo pace. Bonifacio morì come aveva vissuto, con la scrittura tra le mani e il perdono sulle labbra. Quando il sole sorse, il campo era silenzioso, ma i semi della fede erano stati piantati e da quel martirio sarebbe nato un popolo nuovo. I suoi resti furono portati a Fulda, dove ancora oggi riposano, ma il suo spirito vaga tra le foreste che aveva amato, accanto a ogni missionario che osa credere che la luce può vincere il buio. Nei secoli a venire, il nome di Bonifacio risuonò come un eco tra le montagne della Turingia, nelle pievi di Baviera, nei monasteri silenziosi del Reno. La Germania cristiana era nata nel suo sangue, ma non fu solo un martire, fu un costruttore, un organizzatore, un amante della bellezza e dell'ordine. Riformò la liturgia, combatté l'eresia, chiamò a sé uomini e donne che condividessero il peso della missione. Tra i suoi più cari collaboratori vi furono anche donne straordinarie, come Lioba, badessa e guida spirituale, che egli volle accanto a sé per testimoniare che la santità non conosce distinzione di genere. Fu sempre fedele a Roma. Ogni sua scelta era un ponte tra l'autorità del Papa e i bisogni dei popoli che evangelizzava. L'unità, scriveva, è la linfa della vite. Se ci separiamo, non porteremo frutto. Era amico dei re, ma servo dei poveri. Mai cercò il potere, eppure tutti lo ascoltavano. Il suo carisma era la coerenza. Dopo la sua morte, l'abbazia di Fulda divenne il cuore spirituale della Germania. Pellegrini imperatori, monaci e semplici contadini vi accorrevano per pregare davanti alla sua tomba, non per cercare miracoli,
ma per chiedere lo stesso coraggio, quello di abbattere le querce del timore, di affrontare le foreste del dubbio, di credere che la parola può farsi strada anche tra le spine. San Bonifacio non è un ricordo, è una fiamma che arde ancora ogni volta che qualcuno sceglie di portare luce dove regna l'ombra. Patrono della Germania, sì, ma soprattutto padre di ogni cuore missionario.